Dopo 100 anni tornano a combattere insieme. È passato un secolo da quando la gloriosa brigata Sassari salì sul nostro altopiano per contrastare il nemico durante la Prima Guerra Mondiale. Oggi ancora una volta si rinnova quel patto di amicizia e un'altra battaglia sardi e altopianesi si trovano ad affrontare, quella delle aggressioni del lupo alle malghe, alle bestie. È proprio da Gallio che prende il via un progetto che ha come protagonisti i ricercatori dell'Università di Sassari. L'Altopiano d'Asiago chiaramente è una delle zone più indicate per fare questo lavoro. Nel territorio c'è un distretto zootecnico importantissimo, nel periodo estivo vengono monticate circa 9.000 bovini tra manze, vacche, vitelli più 6.000 pecore, per cui diciamo è un comprensorio in qualche modo va tutelato da questo punto di vista e quindi in primis acquisendo dati scientifici su quello che fa realmente il lupo sul territorio per implementare delle strategie di difesa. Questo progetto, unico in Europa, è mirato a gestire in maniera scientifica gli spostamenti del lupo sulle montagne dell'altopiano, voluto e finanziato dalla Regione Veneto. Questo progetto importante sulla colorizzazione del lupo, cioè mettere in grado sia gli allevatori, sia la popolazione, sia le comunità e i sindaci di sapere dove il lupo è, quindi riuscire ad allarmare gli allevatori e a difendere i loro armenti. Ci servirà anche a noi, alla parte politica e alle istituzioni preposte nella gestione del piano nazionale del lupo e anche quello europeo, dati appunto per controvertire e per in qualche modo andare nella direzione di tutela massima del patrimonio dell'altopiano, del patrimonio delle malghe, del patrimonio di tutti i capi che vivono e soggiornano sull'altopiano, dagli stanziali a quelli malghivi, quindi solo d'estate, per arrivare anche a convincere anche più riluttanti politici che i lupi oggi non sono più una specie in via di estinzione, ma sono già espansi e ancora in ulteriore forte espansione.